Andiamo a parlare di edifici alti in legno. In realtà quando si parla di legno a moltissimi viene in mente il piccolo edificio residenziale o non. In realtà con il legno si possono realizzare facilmente edifici multipiano, edifici alti, appunto, come abbiamo citato precedentemente. Andiamo un po' a cominciare questo piccolo excursus che facciamo insieme su lo spiegare quali sono al momento gli edifici più alti realizzati in legno a livello internazionale. L'edificio più alto al momento è la Mjøsa Tower in Norvegia. La Mjøsa Tower è un edificio molto interessante perché è completamente realizzato in legno, con pilastri in legno lamellare, un sistema di controventamento anch'esso in legno lamellare, mentre invece ha per i solai un sistema composito, per così dire, fatto da travi in legno lamellare e pannelli di solaio di Ixlam. Questo è un sistema che viene utilizzato tantissimo per costruire edifici in altezza con solo legno, proprio perché andando a eliminare quelli che sono i pannelli di Ixlam delle pareti e utilizzando quindi un altro sistema di controvento, si va a ottimizzare molto di più l'utilizzo del materiale. Quindi Miosa Tower da questo punto di vista è una struttura molto intelligente proprio per la tipologia strutturale che presenta. C'è anche da dire che nel nord d'Europa hanno poco sisma e di conseguenza sono più facilitati a realizzare edifici alti in generale e ovviamente anche quelli in legno. Mentre invece il secondo come altezza, che però non è assolutamente secondo come interesse, come appunto bellezza della struttura, è proprio l'Ohobin, quindi un edificio multipiano a Vienna, che se, per adesso è anche una storia abbastanza divertente, se non si considera l'ultimo triangolo strutturale che non ha nessuna funzione se non quella estetica del Miosa Tower, in realtà Kokovin sarebbe l'edificio in legno, in realtà è una struttura ibrida più alto del mondo. È una struttura molto molto interessante, come dicevo prima, è una struttura ibrida, quella austriaca, è una struttura quindi che è realizzata con pilastri di calcestruzzo prefabbricati, quindi si utilizza sì il calcestruzzo armato, però è completamente prefabbricato, quindi non si va a perdere quel vantaggio di prefabbricazione, smontabilità, velocità costruttiva che dà appunto una costruzione prefabbricata. La bellezza quindi del nuovo BIN è anche il sistema di solai. Anche i solai sono collaboranti, hanno un pannello di Xlam su cui poi è stata gettata sopra, non in fase di cantiere, ma in fase di prefabbricazione, è stata gettata una soletta collaborante in calcestruzzo, poi il sistema soletta di calcestruzzo e pannello in Xlam è stato così portato in cantiere come elemento prefabbricato proprio, posizionato, connesso lato legno e poi per andare appunto a realizzare le connessioni sono stati lasciati proprio degli spazi vuoti in cui il legno appunto era visibile, protetto ma visibile, in cui è stato possibile connettere le varie pannellature e poi con un microgetto, quindi con un getto molto molto limitato come dimensione, è stato possibile poi anche completare quella che è la soletta in calcestruzzo. Quindi molto interessante questo concetto, utilizzare sia una struttura ibrida legno calcestruzzo, ma allo stesso tempo non perdere tutti i vantaggi che questa portano. Quindi è stato realizzato in maniera molto molto veloce. Altro aspetto molto interessante è il fatto che tutte le strutture sulla parte interna sono tutte visibili. E quindi immaginatevi comunque la bellezza oltre alla bellezza di questi elementi in legno, pannelli in legno e pannelli in calcestruzzo prefabbricati, fatti molto molto bene, proprio perché non gettati in opera, no? È lì che si ottiene quella bellezza di finitura, no? Altrimenti non si avrebbe lo stesso aspetto estetico. Ma un'altra cosa assolutamente peculiare proprio eh, del- dell'edificio, dell'edificio di Vienna è stato proprio il fatto che
tutte le connessioni sono praticamente in appoggio. Cosa vuol dire? Che anche le stesse travi perimetrali hanno una forma tale per cui i solai possono essere facilmente appoggiati sopra, e questo garantisce una velocità realizzativa senza pari, no? Senza nessun elemento che deve essere tenuto in posizione per essere connesso, ma anzi la gru si libera subito per il successivo tiro di gru. Andiamo a parlare un po' degli edifici più alti che abbiamo invece in Italia, realizzati ovviamente in legno. In Italia il record attuale lo abbiamo qui in Trentino, a Rovereto in particolare, è il famoso 9 piani di Rovereto. In realtà sono due strutture adiacenti, una struttura di 9 piani e una struttura di 6 piani, quindi sono due edifici multipiani molto, molto interessanti e adiacenti. La peculiarità delle costruzioni alte in Italia qual è, ovviamente? Non è che siamo degli ingegneri più scarsi, perché io, parlando anche come ingegnere, non potrei mai dire una cosa del genere, ma anzi l'unico problema in più rispetto ad altre nazioni è il fatto che abbiamo azioni sismiche molto più importanti qua in Italia, e questo appunto ci limita da un certo punto di vista nel realizzare edifici alti in generale, ma soprattutto edifici alti in legno. Non è una cosa impossibile, però appunto siamo arrivati finora a 9 piani. Come si fa ad andare oltre questi limiti, costruire ancora di più in legno e arrivare ancora più in alto e andare a rompere queste limitazioni, queste sfide ingegneristiche che ci vengono date appunto dal sisma? Una potenziale soluzione per questo è proprio la realizzazione di costruzioni ibride. Comincio a citare l'argomento con l'esempio turco, che può essere interessante. Ovviamente sapete che anche la Turchia ha eh, delle- dei, dei terremoti molto importanti, delle azioni sismiche molto importanti, e di conseguenza hanno in un certo senso il nostro stesso problema. Addirittura in Turchia il codice nazionale limita la costruzione in altezza in legno a 8 metri, che è veramente pochissimo, è veramente eccessivamente stringente quello che è il codice nazionale. L'unico modo, per esempio, in Turchia per andare oltre a questa altezza massima di 8 metri con strutture in legno è allo stesso modo andare su strutture ibride. Andiamo a capire che cosa vuol dire una struttura ibrida in altezza. Uno dei sistemi costruttivi più utilizzati per andare in altezza con strutture ibride con il legno sono i sistemi acciaio-legno. I sistemi acciaio-legno utilizzano quello che è uno scheletro portante in acciaio principale, no? Che spesso hanno delle pannellature che sono a parte ovviamente della struttura, non sono delle semplici tamponature, dei tamponamenti semplici, fanno parte della struttura, soprattutto fanno parte del sistema di controvento della struttura stessa, che vengono collegate allo scheletro portante in acciaio. Ci sono del resto interessanti prove di laboratorio che stanno realizzando all'Università di Trento. Ci sono delle altrettanto interessanti prove di laboratorio che stiamo realizzando anche con altri centri di ricerca, per esempio CNR e IBE, con anche i nostri prodotti di Rotoglass per le strutture ibride, appunto, acciaio-legno. Quindi la bellezza e i vantaggi di queste strutture ibride acciaio-legno sono il fatto di aumentare tantissimo quella che è la robustezza dell'edificio, arrivare facilmente ad altezze maggiori, proprio perché l'acciaio solitamente porta giù quelli che sono i carichi verticali della struttura, e si riesce quindi ad avere anche degli elementi di pilastri appunto strutturali che sono più limitati come sezione. Questo è sicuramente un vantaggio. Mentre invece si utilizza il pannello di Xlam proprio per realizzare questo sistema di controvento che funziona estremamente bene con il legno. Perché funziona così bene il pannello di Xlam
come sistema di controvento. Innanzitutto perché è estremamente rigido. Il altro motivo per cui si sposa molto bene con l'acciaio è che è tagliato a controllo numerico, quindi come dimensioni tolleranze abbiamo grandissima precisione e la possibilità di tagliare appunto il controllo numerico questo pannello e quindi creare anche tutte le forme che vogliamo con grande precisione. Questo è sicuramente un vantaggio. L'altro vantaggio è quello della grande leggerezza del pannello in legno che diminuisce proprio quello che è il carico complessivo anche del nostro sistema costruttivo. Di conseguenza avremo delle fondazioni che sono anche meno importanti, di conseguenza anche come costo incidono in maniera minore, ma un'altra cosa molto interessante è che anche a livello proprio sismico, che abbiamo detto che è uno dei problemi maggiori per costruire in altezza in Italia, andiamo a aggiungere meno carico su tutta la struttura e di conseguenza avremo delle azioni sismiche minori e questo ci porta a un vantaggio di sicuro importante. Altri vantaggi sono quella della resistenza al fuoco, perché abbiamo visto che questi pannelli in legno hanno facilmente delle ottime resistenze al fuoco. Le parti di acciaio devono essere ovviamente protette, ma come è solito per tutte le strutture in acciaio. Altre cose che sono molto interessanti legate appunto a questo sistema costruttivo, l'ibrido acciaio-legno, è il fatto di poter completamente prefabbricare anche quello che è il sistema facciata. Se ci pensiamo, molti lo danno per scontato, ma il legno ci facilita moltissimo questa operazione, proprio perché appunto è un sistema leggero, facilmente manovrabile. Immaginatevi il pannello di facciata con tutti anche i pacchetti di finitura e i pacchetti costruttivi già collegati allo stesso pannello di legno, è comunque facilmente manovrabile in cantiere per il fatto che è leggero e non tutti gli elementi costruttivi ci permettono una facile prefabbricazione della facciata strutturale. Di conseguenza il legno si sposa molto molto bene con questo sistema prefabbricato. Un esempio di facciata realizzata in questa maniera è per esempio stata realizzata in Canada, in un famoso multipiano a Vancouver, ma ci sono anche degli esempi in Italia in cui si è fatto esattamente la stessa cosa, per esempio un edificio a Cuneo, per esempio, che è la sede di un nostro cliente, appunto, che ha realizzato un edificio ibrido, ufficio per uffici ibrido, acciaio-legno, completamente prefabbricato con grande successo, con grande successo appunto si è trovato molto bene sia in fase di progettazione che in fase di cantiere. In generale abbiamo capito quindi che questa nuova potenzialità dell'ibrido ci offre dei nuovi orizzonti anche per quanto riguarda queste strutture in altezza e non solo quindi arrivare più in alto, ma ad arrivare anche a tutta un'altra serie di vantaggi che in parte abbiamo già citato, prefabbricazione, smontabilità, potenziale riutilizzo a fine vita degli elementi costruttivi perché smontabili, sostenibilità, quindi si può andare più in altezza con gli edifici anche non tralasciando tanti altri vantaggi che ci portiamo dietro proprio con le strutture in legno.